Mastro per questo invito, alla professoressa Maria Gianchi che mi hanno contattata, e sono molto contenta di essere qui per questa occasione così importante a rappresentare la mia scuola, appunto il liceo scientifico Galileo Galilei. Insieme a me appunto alcuni miei studenti, devo dire una rappresentanza significativa, mi complimento per questa presenza che è inaspettata. Ragazzi che quest'anno iniziano il triennio della scuola superiore, quindi già hanno avuto modo di approcciarsi a nuove discipline di studio, adesso inizieranno appunto questo percorso, questa esperienza del PCTO. Il PCTO che cos'è? Diciamo, potremmo definirlo come un passaggio di vita, seppure brevissimo, di questi ragazzi che ne sono i protagonisti, ragazzi che appunto attraverso questi percorsi scoprono, si affacciano, diciamo così, ad un mondo nuovo che è il mondo del lavoro. Di fatto il PCTO hanno sostituito l'alternanza scuola-lavoro, quindi è una denominazione nuova, diciamo, che è entrata a far parte del mondo della scuola a partire dall'anno scolastico 2018-2019, però ecco, la nuova denominazione porta con sé delle innovazioni molto significative dal punto di vista intanto concettuale, innovazioni che diciamo portano ad un cambiamento anche delle finalità del programma, perché se l'alternanza scuola-lavoro diciamo si prefiggeva di diciamo integrare l'apprendimento in aula con questi momenti di queste attività lavorative, quindi avvicinare al mondo del lavoro, appunto il PCTO invece con il PCTO si afferma un approccio nuovo che dà grande importanza allo sviluppo delle competenze trasversali. Cosa sono le competenze trasversali? Sono un insieme di abilità di ampio spessore che sono coinvolte in moltissimi compiti, da quelli più semplici a quelli più complessi. Abilità, conoscenze, atteggiamenti anche che devono essere adeguati al contesto, che sono necessari ai ragazzi appunto nella società in cui viviamo, che è una società appunto in continua trasformazione, dove appunto ci sono continui cambiamenti, quindi ecco, è necessario che i ragazzi acquisiscano queste competenze, è necessario che i ragazzi, che la scuola, al di là delle conoscenze, al di là dei contenuti trasmessi, potenzi appunto queste abilità. Pensiamo per esempio alla capacità di interagire con gli altri, la capacità di lavorare con gli altri, la creatività, il pensiero critico, anche la resilienza, anche la capacità, ecco, di trovare nuove forme di orientamento appunto in questa società così complessa in cui ci troviamo a vivere. Quindi questi percorsi si prefiggono, ecco, questo obiettivo. Le varie istituzioni scolastiche ogni anno appunto predispongono questi percorsi, quindi offrono dei percorsi che sono di volta in volta diversi, che si adattano all'utenza, quindi ai bisogni formativi dell'utenza, si adattano al tipo di scuola, e sono percorsi che riguardano ambiti diversi, dall'ambito linguistico a quello dei beni culturali, ambientali, quindi ecco, è un'offerta formativa che di anno in anno si arricchisce di nuovi progetti. Anche la nostra scuola, come tutte le altre scuole, appunto fornisce questi progetti, un ampio ventaglio di progetti, e alcuni vengono, diciamo, di anno in anno confermati. Molto importante ovviamente anche il rapporto con gli enti che si devono, diciamo, fare delle proposte, quindi con gli enti che si trovano nel territorio, e quindi la scuola predispone appunto questi progetti. Quest'anno c'è una novità, una novità molto gradita che ho colto subito con grande entusiasmo, cioè appunto questo nuovo progetto, quindi uno dei pochi nuovi
diciamo tra quelli proposti è appunto il progetto dell'atelier della scrittura, dell'immaginario autobiografico proposto appunto dall'associazione Le Stelle in Tasca. E devo dire che questo sarà il progetto che appunto i miei alunni qui presenti avranno la fortuna per primi di sperimentare, perché è la prima volta che il progetto entra a far parte della nostra scuola. Io devo dire che si tratta di un progetto che ho accolto subito con grande entusiasmo. Appena ho avuto nelle mani il progetto, ecco, sono rimasta subito colpita, perché proprio alla luce di quello che ho detto prima, ecco, queste competenze trasversali che sono fondamentali per i ragazzi, che io ritengo fondamentali, indispensabili, proprio perché li aiutano anche a stare bene insieme, ecco, questo è un progetto che secondo me ha dei punti di forza, ha degli aspetti che sono di grande valenza formativa per questi ragazzi, perché noi vediamo sempre questi ragazzi che cercano di tessere relazioni continuamente tra di loro, con gli insegnanti, hanno questo bisogno anche di riconoscersi, di trovarsi negli sguardi degli altri, tutto un lavorio di emozioni che purtroppo non si intrecciano sempre, ecco, con l'attività didattica. Siamo sempre impegnati in interrogazioni, hanno sempre questa ossessione del voto e quindi tutto viene fatto e ha sempre deve avere questo riscontro, il voto. E invece io penso che questo progetto possa essere, appunto, come ho detto prima, un valore aggiunto, perché io che l'ho riassunto in alcuni punti chiave. Intanto raccontarsi. Ecco, raccontarsi per i ragazzi è fondamentale. Come dicevo prima, hanno questo bisogno di tessere relazioni, cercano di stabilire relazioni con gli insegnanti e anche tra di loro, non sempre riescono a fare questo. Ecco, qui sono proprio invitati a raccontarsi come? Attraverso lo stimolo di attività individuali e di gruppo. È un raccontarsi che deve portare poi a creare uno spazio di condivisione, anche questo, un'altra parola chiave, uno spazio di condivisione dove è fondamentale l'ascolto di sé e degli altri. Quindi, e poi altro elemento importante, il sospendere l'attività giudicante a favore delle esperienze condivise, perché i ragazzi hanno sempre questa ossessione, appunto, verrò giudicato, che voto mi metterà, sono andato bene, tutto viene riassunto poi in un voto, in un giudizio, e anche noi stessi siamo costretti spesso a ridurre tutto, no? le loro performance appunto ad un numero, purtroppo. Quindi secondo me, ecco, questo è un progetto che dovrebbe stare sempre nella nostra scuola, proprio perché i ragazzi hanno bisogno di questo aspetto, ecco, di valorizzare questo aspetto del sé, quindi scoprirsi, raccontare cosa sono, guidati ovviamente, perché non è facile che i ragazzi riescano da soli anche a scoprire quello che sono, quindi se arriva, ecco, una persona che li guida, che li stimola, che dice loro non è importante quello che hai fatto, che se non hai fatto bene. Con il mio alunno, per esempio, che oggi non è presente, mi diceva: professoressa, io non ho nulla da scrivere, la mia vita non ha nulla di interessante. E allora ho detto: ma nessuno deve dire se è interessante o no, tu intanto la devi scrivere, cioè devi far uscire tutto quello che sei, non c'è nessuno che ti giudicherà. E infatti la bellezza del progetto, il valore del progetto sta proprio in questo, nel fatto che nessuno ti giudicherà, nel fatto che tu scoprirai piano piano chi sei, farai venire fuori chi sei. Quindi io penso che sia veramente un bel progetto. E poi, ecco, la scrittura, ovviamente da insegnante di lettere è una cosa bellissima che i miei ragazzi che frequentano il liceo scientifico, dove si dedicano prevalentemente, ecco, hanno questo studio continuo e questa ossessione della matematica, della fisica, queste materie, ecco, riuscire finalmente a dedicare delle ore
alla scrittura, oltre a quelle che dedichiamo insieme, secondo me è anche questo molto importante, proprio perché la parola, e la parola che poi diventa anche parola scritta, è sicuramente, diciamo, un valore che può far venire fuori proprio l'identità dello studente, l'identità, e può favorire anche la connessione con gli altri e con il mondo. Quindi io spero che i miei alunni riescano anche a capire, ecco, l'importanza di questo progetto. Io ho cercato di spiegarlo, non bene ovviamente come ha fatto il Presidente, però ecco, spero che adesso ne capiscano il valore man mano quando ci saranno questi incontri in classe durante i laboratori. Io vi ringrazio per questa non lascia alcuna immagine nell'anima.